Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Una bimba di 11 anni è l'unica sopravvissuta a un nuovo naufragio al largo di Lampedusa. Era aggrappata alla camera d'aria di un gommone partito pochi giorni prima dalla Tunisia con 45 migranti a bordo. Inchiesta della Procura di Agrigento. Operazione Cemento a Catania, smantellate 2 piazze di spaccio di cocaina e crack. Una delle basi a San Cristoforo, 18 gli arrestati. Nuovo capitolo sul caso di Emanuele Sceri, il paracadutista siracusano morto nel 99 all'interno della caserma Gamerra di Pisa. In appello pena ridotta per i 2 caporali accusati di concorso in omicidio. Lombardo, Micciché e La Galla presentano a Palermo il loro nuovo movimento politico, si collocherà all'interno del centrodestra, ma al momento non c'è né nome né simbolo. Incidenti mortali sul lavoro in aumento anche in Sicilia, sono già 71 le vittime nei primi 10 mesi del 2024. Intanto è stato recuperato il corpo del catanese Carmelo Corso, coinvolto nella strage di Calenzano. Arte Palermo racconta il genio di Picasso a Palazzo Reale. Presentata dalla Fondazione Federico II la mostra di capolavori del maestro spagnolo. Calcio, rivoluzione Trapani, il presidente Antonini cambia tutto. Arrivano Capuano in panchina e Pavone con il ruolo di direttore sportivo. Ancora buonasera, apriamo il nostro telegiornale con l'ennesimo naufragio a largo dell'isola di Lampedusa. Tutti dispersi i 44 migranti che hanno attraversato il canale di Sicilia, si salva solamente una bimba di 11 anni. La procura apre un'inchiesta, il servizio di Orazio Longo. Ha raccontato di essere partita con altre 44 persone dalla Tunisia su una barca poi affondata. I compagni di viaggio sono tutti dispersi. Dopo il racconto di una bambina di 11 anni della Sierra Leone soccorsa in mare, la Procura di Agrigento ha deciso di aprire un'indagine per naufragio colposo, omicidio colposo plurimo e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I PM riceveranno nelle prossime ore una relazione della Capitaneria di Porto. La bambina, intanto sfinita dalle circostanze, si trova a Lampedusa. Appena è arrivata si è addormentata, verrà seguita dagli psicologi della struttura e potrebbe venire trasferita verosimilmente venerdì, ha detto il sindaco Mannino. Intanto quello che si sa del viaggio drammatico è quello che ha raccontato la piccola Yasmin ai medici e ai mediatori culturali. Di essere partita 4 o 5 giorni fa da Sfax, poi la pioggia e il vento e la barca è affondata. Tutti siamo finiti in mare, ha detto. Vicino a me in acqua sono rimasti 2 ragazzi, poi dopo 2 giorni non li ho visti più. Tra i dispersi ci sarebbe stato anche il fratello più grande. La piccola è stata salvata dal veliero Trotamar 3 di notte. Un miracolo avere sentito la sua voce col rumore dei nostri motori, raccontano i soccorritori che hanno sentito le urla della naufraga intorno alle 3 di notte. Le motovedette di Guardia Costiera e Finanza, che si stanno occupando delle ricerche nell'area, non hanno ancora trovato né cadaveri né tracce di vestiario. È stato predisposto il sorvolo dell'area con assetto aereo. Smantellate a Catania 2 grosse piazze di spaccio, una gestiva la vendita, l'altra il traffico di droga proveniente dalla Calabria. Una delle basi era a San Cristoforo, in una rivendita di prodotti edili. 18 gli arrestati, il servizio di Simona Mazzone. Fiumi di droga dalla Calabria alla Sicilia per approvvigionare la piazza catanese. Dopo una fitta serie di indagini avviate dalla squadra mobile nel 2021 grazie a intercettazioni telefoniche e ambientali e da videoregistrazioni, circa 200 poliziotti della questura etnea hanno smantellato 2 cellule impegnate, una nella vendita di cocaina e crack al dettaglio e l'altra nel traffico di cocaina. 18 persone, tra cui una donna, sono state arrestate nell'ambito dell'operazione Cemento. Il primo gruppo, specializzato nella vendita al minuto di cocaina e crack, era capeggiato da Antonino Cocuzza, il quale con la collaborazione del genero Sebastiano Giovanni Buda avrebbe gestito 2 lucrose piazze di spaccio, una operativa in via Palermo, l'altra nel rione del villaggio Sant'Agata. L'altro sodalizio, con a capo Francesco Platania, chiamato Franaido Cemento e fondato sullo stretto legame di parentela tra gli associati, era specializzato nel traffico di ingenti quantitativi di cocaina.
Una delle basi operative era a San Cristoforo, in una rivendita per prodotti edili, dove sono state registrate diverse consegne di cocaina agli acquirenti. Lo stesso Corriere, lo vedete nelle immagini durante lo scambio, effettuava approvvigionamenti di cocaina sia al gruppo diretto da Franco Platania, sia al sodalizio promosso e organizzato da Antonino Cocuzza e da Sebastiano Giovanni Buda. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati oltre 6 kg di cocaina suddivisi in panetti e circa 78.000 euro in contanti. La Corte d'Assise d'Appello di Firenze ha ridotto le pene per i 2 ex caporali accusati in concorso in omicidio per il decesso di Emanuele Sceri, il paracadutista siracusano trovato morto nella caserma Gamerra di Pisa il 16 agosto del 1999. Il servizio. 22 anni per Alessandro Panella e 9 anni e 9 mesi per Luigi Zabara. E questa è la pronuncia della Corte d'Appello di Firenze nei confronti dei 2 ex caporali accusati di concorso in omicidio per la morte del paradileva siracusano Emanuele Sceri, trovato cadavere ai piedi di una torre di prosciugamento dei paracadute il 16 agosto 1999 nella caserma Gamerra di Pisa, 3 giorni dopo il decesso. Una parziale revisione, quella della Corte d'Appello, che ha ridotto le pene di primo grado di 4 anni per Panella e di quasi 9 per Zabara. Non importa sia stata ridotta la pena, ma che sia stata affermata la responsabilità dei 2 imputati, ha detto Francesco Sceri, fratello maggiore di Emanuele. Non è soddisfatto della sentenza invece il difensore di Zabara, l'ex caporale che ancora oggi ripete di non essersi trovato presente quella sera in caserma. L'obiettivo non era la riduzione della pena, dice il legale che annuncia ricorso in Cassazione, ma la sentenza di assoluzione per estraneità al fatto. Continua a dichiararsi innocente Panella. La vicenda di Emanuele Sceri fu difficile da ricostruire, rubricata nell'ambito del nonnismo. Già nelle motivazioni della sentenza di primo grado era stato scritto che verosimilmente il 26enne allievo paracadutista aveva reagito ai soprusi dei suoi superiori, pagando questo con la vita. Sulla vicenda nel 2015 era stata formata alla Camera dei Deputati una commissione d'inchiesta che non ha dato credito alla tesi del suicidio. Troppo lontana dal cadavere sarebbe stata ritrovata una delle scarpe del giovane Parà, mentre una ferita sul dorso del piede e sul polpaccio sinistro sarebbero state incompatibili con una caduta. Secondo le perizie il giovane morì dopo qualche ora di agonia ed un soccorso immediato avrebbe potuto salvarlo. Il governo regionale di Renato Schifani ha dichiarato lo stato di crisi regionale e deliberato la richiesta dello stato di emergenza nazionale ai sensi del codice di protezione civile per i danni causati dall'ondata di maltempo che ha colpito con nubifragi e alluvioni la fascia orientale della Sicilia. I fatti sono avvenuti dal 10 al 14 novembre. Sono stati ritrovati i corpi delle 5 vittime della sciagura di Calenzano alle porte di Prato. Uno è del catanese Carmelo Corso, autotrasportatore arrivato al deposito Eni 5 minuti prima dell'esplosione del drammatico incidente mortale. Il servizio di Lorena Dolci. 5 minuti. All'appuntamento col destino Carmelo Corso è arrivato 5 minuti prima. Alle 10:16 il suo accesso al deposito Eni di Calenzano. Alle 10:21 l'inferno di fuoco che ha devastato la pensilina e distrutto 5 vite. Una delle vittime di questo disastro è l'autotrasportatore di origini catanesi, una famiglia di operai che aveva lasciato la Sicilia quasi 60 anni fa. Era più fiorentino dei fiorentini, ricorda il fratello Luciano. Carmelo era la persona più buona del mondo, viveva per la famiglia. Il suo sogno sarebbe stato vedere crescere i figli, Elena e Dario, di 25 e 22 anni. Si svegliava ogni giorno alle 5 del mattino, racconta Luciano, e guidava fino alle 8 di sera. Unico svago, un corso di ballo con la moglie Tamara. Dato prima tra i dispersi, col telefonino che squillava a vuoto, Carmelo è poi entrato nel bilancio della sciagura, con 5 morti e 26 feriti, su cui la Procura di Prato ha aperto un'inchiesta. I reati ipotizzati, fra gli altri, sono omicidio colposo e disastro. Secondo una prima ricostruzione, l'esplosione sarebbe avvenuta per una fuoriuscita di carburante durante lavori di manutenzione. I magistrati parlano di scellerata condotta. In Toscana è giornata di lutto mentre i sindacati proclamano lo sciopero contro quella che è diventata una mattanza. Tornando in Sicilia, sono 71 i morti sul lavoro nei primi 10 mesi del 2024, in aumento rispetto all'anno scorso, quando erano stati 57. Lo dice il rapporto dell'INAIL presentato all'Assemblea regionale siciliana. Nell'isola si registra anche un lieve aumento degli incidenti sul lavoro, superiore a quello nazionale. Analizzando i singoli dati si scopre poi che il più al rischio è il settore della sanità e assistenza sociale, seguito dalle costruzioni e dal commercio. In questa triste classifica Catania in testa per numero di infortuni, seguita da Palermo e Messina.
I giudici del TAR di Palermo hanno respinto il ricorso presentato dalla Shara Holding e da Smart City Group contro l'assegnazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dell'azienda Bluetech SPA di Termini Imerese alla Pelligra Holding Italia SRL. Adesso parliamo del delitto di Siracusa, una lite del vicino di casa con la nonna dell'assassino sedicenne. All'origine del dramma, fermato il giovane, dice di essersi difeso. Il servizio di Tonino De Mano. È stato trasferito al centro di prima accoglienza di Catania il sedicenne di Siracusa, accusato dell'omicidio di Cristian Regina, 40 anni, accoltellato a morte nelle scale di un palazzo di via Algeri, nel popoloso rione di Mazzarona. Ad ucciderlo un ragazzino, figlio di un noto esponente di un clan siracusano che sarebbe intervenuto in soccorso della nonna. La vittima, operaio saltuario al mercato ortofrutticolo, abitava nello stesso condominio del ragazzo ed è stata raggiunta da un fendente al petto. Secondo una prima ricostruzione, Regina avrebbe sbagliato piano bussando alla porta della famiglia del giovane. Da lì sarebbe scaturita una lite alla presenza della nonna. Prima l'animata discussione, poi probabilmente la vittima avrebbe colpito il giovane con uno schiaffo. Sembrava tutto finito, ma il giovane all'improvviso sarebbe rientrato a casa per prendere un coltello. Poi ha bussato alla porta del vicino e appena Regina ha aperto è scattata l'aggressione nel pianerottolo. Agli inquirenti il minore ha fornito la sua versione dell'accaduto. Sulle scale avrebbe incontrato Regina in stato di forte alterazione alcolica che in precedenza aveva avuto una discussione con un familiare. Sarà l'autopsia ad accertare, come sostengono la nonna e il nipote indagato per omicidio, se Cristian Regina fosse effettivamente in preda ai fumi dell'alcol. E adesso la politica, l'ex presidente della regione Raffaele Lombardo insieme al sindaco di Palermo Roberto Lagalla e all'ex ministro Gianfranco Miccichè, oggi deputato regionale del gruppo misto, presentano il Nuovo Movimento, un partito politico che si colloca nell'alveo del centrodestra. Il servizio. Un nuovo movimento politico che nasce per rafforzarsi, per dar voce ai territori ed alle esperienze civiche e autonomiste, ma che non è e non sarà contro nessuno, che si muove nel perimetro del centrodestra, che appoggerà Renato Schifani ricandidato alla presidenza della regione a fine mandato, anche se il movimento avrà i suoi candidati alle prossime provinciali, alle comunali e certamente anche alle regionali. Nasce con questi presupposti l'alleanza ancora senza nome fra Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, Raffaele Lombardo e il suo movimento per l'autonomia e Gianfranco Miccichè. Ci rivolgiamo naturalmente, stiamo saldamente all'interno del centrodestra, ma ci rivolgiamo anche a tutto quell'elettorato di frontiera, terzopolista o in alcuni casi anche addirittura di centrosinistra, che già in alcuni casi ci ha dimostrato di poter ampliare il perimetro del centrodestra. Messaggio chiaro poi a Schifani quando i giornalisti chiedono se Lagalla o qualcun altro stia pensando a candidarsi alla presidenza della regione. È una circostanza che escludo del tutto. E che il movimento si muova nel centrodestra lo ribadisce anche Raffaele Lombardo. Ci prefiggiamo di competere sia per le prossime elezioni provinciali, che noi ci auguriamo siano celebrate direttamente, scegliendo direttamente Presidente e Consiglio provinciale, che naturalmente per le prossime elezioni regionali. Carico e pronto alla sfida anche l'ex presidente dell'Arse, ormai ex forzista, Gianfranco Miccichè. Io credo che c'è la possibilità di fare liste elettorali fortissime, proprio veramente forti, anche perché siamo senza tappi. Appuntamento dunque a febbraio per nome e simbolo del movimento, prima di parlare di candidati. Il Comune di Catania informa che per problemi tecnici la scadenza del saldo Tari, originariamente prevista per il 10 dicembre 2024, viene posticipata al prossimo 10 gennaio 2025. Il pagamento entro tale data non comporterà alcun aggravio di sanzioni e o interessi. Palermo racconta il genio di Pablo Picasso a Palazzo Reale. Il presidente della Fondazione Federico II, Gaetano Galvagno, ha presentato Celebrating Picasso, la mostra di capolavori del maestro spagnolo. È dato per noi Marco Gullà. È dedicata a uno dei massimi artisti del XX secolo e tra i più grandi di tutti i tempi, ovvero Pablo Picasso, la nuova mostra della Fondazione Federico II. La mostra è un viaggio tra dipinti, litografie, opere straordinarie nelle tematiche più vicine al maestro. Un racconto di 84 capolavori esposti a Palazzo Reale che rappresentano un binomio imprescindibile tra le opere di Picasso e la sua biografia. Una mostra che qualifica ancora di più il lavoro della Fondazione Federico II e di tutto il Consiglio di amministrazione,
Non credo che si potesse pensare di poter arrivare a questi livelli, invece grazie a un lavoro sinergico, oltre 900 mail scambiate, oltre 6 mesi di lavoro, un'interlocuzione assolutamente serrata, oggi si sta arrivando con una mostra del genere, con 84 opere che, ribadisco, qualificano ancora di più il lavoro della Fondazione Federico II e tra l'altro inaugurano in un periodo che possiamo ritenere che sia di bassa stagione proprio per pensare a quello che molti dicono ma non fanno, ovvero la destagionalizzazione. Il progetto si colloca sulla scia del 50° anniversario della morte di Picasso, avvenuta l'8 aprile 1973, un tributo di colori e arte. Il y a un ensemble essentiellement de gravures. Un'immersione nelle varie tecniche di Picasso, essenzialmente nelle opere grafiche, acquatinte, litografie, linoleografie, ma anche nei dipinti, di cui uno è prestato dal Museo Picasso, nelle ceramiche, nelle fotografie, nei video, quindi un'immersione in tutte le tecniche. Differenti tipi di gravure. La mostra sarà aperta al pubblico a partire da domani. Adesso la musica, Terra che non senti. Carmen Consoli torna prima di Natale con un nuovo album dal vivo, esce il 20 dicembre e conterrà una parte dello spettacolo al Teatro Greco di Siracusa. Eva Spampinato. Un omaggio alla sua terra natale, la sua ricca eredità musicale, i paesaggi, le persone, la cultura, le tradizioni. Carmen Consoli lo ha fatto nell'estate del 2023 al Teatro Greco di Siracusa in un concerto unico nel suo genere e adesso lo rifà, ma con un doppio vinile, pronto a raggiungere tutti i suoi fan nel mondo proprio nei giorni che precedono il Natale. La cantantessa torna con un album live in uscita il 20 dicembre. Terra che non senti, live in Siracusa con orchestra popolare siciliana, verrà pubblicato esclusivamente in doppio vinile. Il progetto discografico e live rappresenta un viaggio emozionale nella Sicilia di Carmen, raccontata con ironia, amore, leggerezza, intensità e un profondo senso di gratitudine. L'Orchestra Popolare Siciliana è una formazione pensata proprio da Carmen per preservare, promuovere e reinterpretare i suoni, le poesie, gli strumenti antichi, con musicisti, strumentisti popolari ed esperti provenienti dalla classica. Carmen, con l'Orchestra Popolare Siciliana, ha dato nuova vita a brani del suo repertorio e della tradizione, molti dei quali sono inclusi nel disco. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi il calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale, parliamo di calcio, cominciamo con il Catania perché la vittoria di Taranto dà morale ai rossazzurri che adesso vogliono sfruttare il doppio turno casalingo per rilanciarsi in classifica. Si comincia sabato contro il Potenza, il servizio. La vittoria sul fanalino di coda Taranto era prevedibile, non forse l'entità 1-5, ed è per questo che il Catania torna dallo Iacovone con qualche certezza in più e con la consapevolezza che il percorso di crescita è stato avviato. Per l'ulteriore conferma bisognerà aspettare almeno sabato pomeriggio, quando al Massimino sarà di scena il Potenza, che occupa il quarto posto in classifica in condominio con l'Avellino. È la prima di un doppio confronto casalingo che può rilanciare le ambizioni del Catania, quantomeno in zona playoff. La goleada di Taranto ha ridato morale al gruppo. Per ambizione del tecnico toscano la squadra sembra finalmente in crescita ed il recupero degli infortunati può dare ulteriore linfa. A Taranto, per esempio, il ritorno di De Rosa e Federissimo di Toscano ha garantito maggiore filtro al centrocampo, equilibrando la squadra e garantendo migliore protezione al reparto difensivo che sabato potrà contare sul rientro di Castellini. E il gol potrebbe aver dato maggiore fiducia a Montalto ed esaltato Inglese alla sua 7ª marcatura stagionale senza l'ausilio di calci di rigore. La rincorsa rossa-azzurra passa dal Massimino, lo sa bene la dirigenza che confida nel supporto della tifoseria con l'iniziativa Catania per 3, che prevede un mini abbonamento per le gare contro Potenza, Sorrento e Juventus Next Gen, quest'ultima attualmente in calendario il 12 gennaio. Adesso parliamo del Trapani, dopo la rivoluzione del presidente Antonini, esonerato il tecnico Totò Aronica, al suo posto arriva Eziolino Capuano, Giuseppe Pavone invece sarà il nuovo direttore sportivo. Franco Cammarasana.
Il Trapani cambia ancora guida tecnica, non c'è due senza tre, dice il proverbio. E così, dopo Alfio Torrisi e Totò Aronica, ecco arrivare ieri sera tardi a Trapani Ezio Capuano, reduce da 2 brevi esperienze di inizio stagione a Taranto e Foggia. Che la panchina di Aronica traballasse lo si era capito dalle parole del presidente Antonini dopo le ultime 2 sconfitte contro Altamura e Benevento. Ieri all'improvviso la svolta, l'esonero nel pomeriggio di Aronica e l'invito di venire a Trapani di Capuano, che oggi fermerà un contratto di 1 anno e mezzo. Per il tecnico campano si tratta di un ritorno avendo allenato il Trapani nel 99-2000, una stagione travagliata, iniziata con grandi ambizioni e poi finita male per via delle difficoltà economiche della società. Capuano però rimase al timone della squadra sino al termine e per questo è rimasto nel cuore dei tifosi. Adesso ci riprova, ma con una società solida alle spalle. Esperienza ed entusiasmo non gli mancano. Si spera arrivino anche i risultati. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.